Ancora nessuna notizia di Gianluca Salviato, il tecnico veneziano residente a Trebaseleghe, rapito sabato sera nei pressi di Tobruk, in Cirenaica, in Libia. La famiglia si è chiusa nel più stretto riservo a Martellago, nella casa dove è nato e cresciuto e dove ora sta attendendo notizie anche la moglie. Salviato è dipendente dell'Enrico Ravanelli di Venzone di Udine. È stato prelevato con la forza mentre faceva un sopralluogo per la manutenzione di un impianto di fognatura nella zona più pericolosa della Libia. È considerata una zona controllata dalla falange libica di Al-Qaeda. Nella stessa zona a gennaio sono stati rapiti altri 2 italiani che sono stati rilasciati grazie ad un riscatto. Per questo le autorità si augurano che sia finito non nelle mani dei terroristi, ma di una banda di malavitosi che vogliono soltanto denaro. Ma anche se si trattasse di un rapimento con scopi venali, Salviato sarebbe comunque in difficoltà perché è diabetico e ha bisogno di salvavita giornalieri. Da commerciante di impianti di condizionamento si è trasformato in un tecnico specializzato in termoidraulica dopo che ha dovuto chiudere il negozio che aveva a Mestre in via Carossa, danneggiato dai lavori per la costruzione del tram. In quegli anni era diventato portavoce del comitato che si opponeva al cantiere. In questo momento le autorità e la Farnesina stanno cercando un canale di collegamento con i rapitori.